piazza Vittorio, animata la sera, vedete quanti bar, baretti, ristoranti, è un po' la vita di Torino, anche perché gode questa splendida vista sulla collina, e fra poco sulla nostra sinistra inizieremo a vedere la Basilica di Superga che domina dall'alto. La cosa bella di Torino è che è circondata da queste colline e da questi due fiumi, il Po, ecco che lo attraversiamo di nuovo, vedete il ponte a destra è quello che abbiamo attraversato prima quando siamo arrivati. E pensate che la basilica è stata costruita nel 1700 in memoria di una vittoria che i piemontesi hanno avuto con i francesi. Praticamente i francesi stavano assediando la città, Amedeo e Vittorio sono saliti sopra la collina di Superga e hanno guardato la città assediata, tristi che ormai il destino era segnato. Invece le sorti della battaglia si sono mosse in favore dei piemontesi, che sono riusciti a difendere la città e vincere la battaglia, e così lui ha mantenuto la promessa di costruire questa basilica in onore di questa incredibile vittoria e in commemorazione di questo